Presidente Bolsonello, oggi al CATAS un'esperienza di rinascita tipicamente friulana e soprattutto la capacità anche in una società a partecipazione pubblica di essere vincenti. Beh, il CATAS è una di quelle eccellenze vere, cioè molte volte la parola eccellenza si usa a sproposito. Il CATAS è davvero una delle eccellenze della nostra regione, laboratorio importantissimo, degli oggetti che in casa usiamo, da una sedia a un tavolo, a un letto, a un armadio, vengono testati al CATAS, oltre 2000 clienti in assoluto, in tutto il mondo, in tutti i paesi. Le produzioni di grandi aziende, di grandi multinazionali vengono testate e vengono poi certificate al CATAS. Questo incendio del dicembre del 2016 sembrava aver messo un po' in ginocchio la struttura, invece in pochi giorni ripresi, trovate soluzioni alternative ed oggi inizia una nuova epoca con la costruzione del nuovo capannone, ma nel frattempo in questo semestre in questo semestre 2017 hanno già raggiunto il fatturato del semestre precedente, quindi questo è importantissimo per noi e soprattutto perché non si disperde quella che è una grande professionalità e una grande impresa, una grande azienda nel nostro territorio, per quanto sia un'azienda appunto di certificazione. Il Presidente D'Apozzo ha ricordato l'attività della Regione sulle filiere, mettendo in evidenza l'operato dell'amministrazione che è stato in questo senso innovativo e vincente. Sì, noi abbiamo voluto cercare di mettere assieme proprio le filiere, in questo caso i due distretti, da una parte la sedia, dall'altro il mobile, c'è un nuovo cluster, l'arredo casa, così come nell'agroalimentare, nella meccanica, insomma stiamo cercando di immaginarci e poi concretizzare nuove visioni rispetto al modo di fare impresa. C'è la necessità di infrastrutturare sempre di più, di digitalizzare, informatizzare, innovare, insomma c'è una grande sfida che è quella della nuova impresa e nello stesso tempo attraverso la nuova impresa immaginare anche un nuovo modello sociale, un nuovo modello che tenga in piedi anche tutte le nostre famiglie attraverso il lavoro.